Nome, Marco Emerson. Bassanello, anni, 44. 27. saluta l'altro. Ciao Emerson, sei un grande. Dove sei nato? A Nuoro, Brasile. Che sport fai? basket. Calcio. Come ti sei avvicinato al tuo sport? Mi sono avvicinato un po' tardi perché mi sono accorto che negli altri ero abbastanza scarso. Tramite mio padre che giocava a calcio, mio fratello, i zii, e il cortile di casa è diventato il mio stadio. Da quanti anni lo pratichi? Lo pratico da 15 anni. Da 40 anni. Cosa ti piace di più del tuo sport? Mi piace fare canestro, mi piace il fatto che sia imprevedibile, che ci siano tante emozioni, il fatto che sia uno sport di squadra e quindi il poter stare con i miei compagni. E il rapporto con le persone, conoscere e fare nuove amicizie, mi piace rapportare con la gente. Una cosa che invidi dallo sport dell'altro? I soldi. E mi piace tantissimo la qualità nel palleggio. Il tuo calciatore preferito? Francesco Totti e Daniele De Rossi. Gianfranco Zola. Il tuo giocatore di basket preferito? Chris Paul. Michael Jordan. Preferisci segnare o fare assist? Fare un assist. Segnare. Fai la tua esultanza. Hai 15 secondi per spiegare il fuorigioco. Il fuorigioco è un'azione di gioco dove l'attaccante si trova con un difensore solo dietro le sue spalle. O anche nessuno. Si ha fuorigioco quando al momento del passaggio l'attaccante che deve ricevere la palla è oltre la linea dei difensori. Quanto vale un tiro da 10 metri a basket? Vale 3 Tre punti. punti. Quanto durano le partite di basket e di calcio? Le partite di basket durano 4 quarti da 10 minuti effettivi, mentre quelle di calcio durano 2 tempi da 45 l'uno. Di calcio durano 90 minuti barra 95. Di basket mi è venuto il bianco adesso. Cosa significa essere capitano? Essere capitano è una bella responsabilità, significa essere un esempio, cercare di essere un esempio soprattutto per i compagni più giovani, sia in campo che fuori. Essere capitano significa prima di tutto dare l'esempio, essere leader e trascinare sia i giovani che anche i grandi sulla strada giusta e portare avanti i valori dello sport. Cosa ti piace di Nuoro? Di Nuoro mi piacciono i nuoresi, il fatto che siano generosi e ospitali. Tutto, la mia città, sono stato adottato 20 anni fa, quindi la amo come se fosse mia da nascita. Convinci i giovani a venire a giocare per la tua società. Ragazzi, venite tutti alla Pallacanestro Nuoro perché qua ci divertiamo tantissimo, perché il basket è lo sport più bello del mondo e perché non piove dentro la palestra. Sono venuto a giocare in Italia a 22 anni, ormai ho 44, quindi mi sento ancora giovane. Fai un saluto ai tifosi. Ciao belli, vi voglio Un bene. abbraccio a tutti e forza Nugo.